È stato proficuo e lascia le due parti soddisfatte l'incontro che si è svolto in regione tra i rappresentanti dei sindacati dei medici di base e il direttore generale della sanità Luciano Flor. SMI e SNAMI, che per domani avevano indetto uno sciopero informatico con lo stop a fascicoli sanitari elettronici, ricette dematerializzate e prescrizioni online, sono dunque pronti a far rientrare la mobilitazione che doveva proseguire fino a fine marzo. Abbiamo avuto un'apertura e avremo un incontro il 3 di marzo in cui cominceremo a riorganizzare, a parlare della riorganizzazione del territorio, che è quello che abbiamo voluto insomma, con la minaccia dello sciopero. Il nostro sciopero è stato fatto non tanto per una protesta in un momento di crisi, ma per sottolineare il nostro grido di dolore che abbiamo in questo momento perché siamo stremati. L'eccessiva burocrazia da una parte e dall'altra un carico di assistiti sempre più oneroso, vista la mancanza di nuovi professionisti, stanno di fatto impedendo ai medici di famiglia di fare il loro mestiere, dicono. Da 2 anni non c'era un confronto faccia a faccia con la regione, al di là dell'emergenza è la medicina generale del territorio che va riorganizzata. Avevamo solamente degli incontri programmati in cui parlare di riorganizzazione del territorio nei prossimi anni, questo l'abbiamo ottenuto, siamo contenti, domani penso che sia praticamente impossibile fermare lo sciopero perché ormai lo vuole il giorno prima, il pomeriggio prima, insomma è difficile avvisare tutti quanti i colleghi, quindi domani ci sarà sicuramente una giornata difficile, però dopodiché sospenderemo lo sciopero e ci troveremo il 3 e vedremo come andrà avanti la contrattazione insomma, con la regione, ecco, però siamo contenti diciamo.